Avrebbero falsificato i bilanci per ridurre il deficit dell'ASP di Cosenza, 15 indagati per 6 divieto di dimora, l'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Abruzia. Il procuratore spagnolo parla di sistema Cosenza, tra gli indagati l'ex direttore generale Mauro, Cotticelli, Scura e Belcastro. Incontro alla regione con i medici di base calabresi che hanno dato la disponibilità per la somministrazione dei vaccini agli ultra ottantenni. Incontro infuocato a Catanzaro tra il presidente facente funzione Spirlì con insegnanti, genitori e studenti. Stop agli esperimenti, i nostri figli non sono cavie da laboratorio. L'Università della Calabria apre il nuovo corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e tecnologie digitali, ok dalla giunta regionale. Giro dimostrativo a Cosenza del bus elettrico, l'Amaco ci pensa ma occorre il supporto della regione, il costo è di 400.000 euro. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, lo avete sentito anche dai titoli, partiamo con la cronaca. Il procuratore di Cosenza, Mario Spagnolo, ha parlato di un vero e proprio sistema Cosenza. All'ASP avrebbero falsificato i bilanci consuntivi, falso in atto pubblico e abuso d'ufficio. Sono queste le accuse contestate dalla Procura a 6 tra dirigenti ed ex dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale sottoposti a divieto di dimora. Le ipotesi di reato contestate si riferiscono alla gestione dei bilanci, la progressione di carriera e l'indebitamento dell'ASP. Il buco dell'ASP di Cosenza avrebbe creato problemi all'intera Calabria. Queste le parole del procuratore Spagnolo, i particolari nel nostro servizio. Una situazione disastrosa dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, quella dell'ASP di Cosenza negli anni 2015, 2016 e 2017, non fedelmente riportata nei bilanci approvati in quel triennio, elaborati in modo da riportare perdite di esercizio inferiori a quelle effettive e consentire l'allineamento posticcio dei dati contabili dell'azienda sanitaria cosentina a quelli del bilancio preventivo regionale. È la base di partenza dell'operazione Sistema Cosenza, che oggi ha portato i finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza a eseguire 6 misure cautelari personali di divieto di dimora nei confronti di dirigenti e funzionari dell'azienda sanitaria cosentina, tra i quali l'ex direttore generale Raffaele Mauro, Remigio Magnelli, Giovanni Lauricella, Luigi Bruno, Francesco Giudice Andrea e Maria Marano. Le intercettazioni, le consulenze ci hanno dato poi la conferma di quello che noi della ipotesi di accusa, e cioè che l'ASP di Cosenza è stata gestita con metodi assolutamente non corretti, favorendo persone che non ne avevano diritto, ma soprattutto producendo dei documenti contabili falsi. Guardando le macro voci di questo bilancio è evidente quali sono stati i flussi di spesa. C'è da dire questo, che ricostruire il bilancio dell'ASP di Cosenza ormai è una impresa assolutamente improba, tant'è vero che non lo si è fatto per gli anni successivi, tant'è vero che chi doveva controllare non ha controllato assolutamente. Le attività investigative hanno evidenziato una serie di reati di falso documentale ideologico e di abusi di ufficio concernenti l'arbitraria attribuzione di incarichi di responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria e l'adozione, in violazione delle normative, di procedure di nomina di dirigenti dell'unità operativa semplice protesica e del risk management. Le delibere di assunzione sarebbero state formulate sulla scorta di interpretazioni personalistiche dei criteri fissati dalla legge. C'è una logica di consenso elettorale politico, di gestione di questo consenso, che viene fatta proprio attraverso l'adozione di provvedimenti non corretti a favore di persone che non ne avevano diritto. Tra gli artifici posti in essere l'occultamento di una quota sostanziosa del contenzioso legale, il disallineamento tra il saldo di cassa effettivo e quello inserito in bilancio per la presenza di somme già pagate dal tesoriere e quindi non più disponibili, oltre 54 milioni di euro, e la mancata contabilizzazione degli incassi dei crediti. Tra i destinatari di misure interdittive
intervenire ci sono gli ex commissari alla sanità Massimo Scura e Saverio Cotticelli e il dirigente regionale Antonio Belcastro. La Procura della Repubblica aveva richiesto 6 provvedimenti di arresti domiciliari, il GIP ha emesso dei provvedimenti, dei divieti di presenza di queste persone, noi rispettiamo il lavoro dell'autorità giudicante che è stato assolutamente importante. Il GIP deve adesso interrogare 9 fra dirigenti ed esponenti delle strutture di controllo perché deve rispondere a una domanda di applicazione di interdizione dei pubblici uffici. Successivamente c'è un'altra parte della indagine che dovrà dare la risposta conclusiva su quello che è poi l'impiego concreto delle somme di denaro. E apriamo l'ampia pagina dedicata al Covid, lo facciamo con una dichiarazione di Walter Ricciardi che come sapete è consulente per il Ministro della Salute, che è molto preoccupato per questo primo weekend in zona gialla. Questa è la quiete, dice, prima della tempesta. Auguro a tutti di godersi questo weekend, ma è sbagliato riaprire e non nascondo la mia preoccupazione. Illusorio pensare, dice, che quanto sta accadendo negli altri paesi non accadrà qui da noi. La variante inglese è molto contagiosa e diffusiva. Anche riaprire i licei in presenza è stato un errore. Devo mettere in guardia tutti e tra 3 settimane il virus ci presenterà il conto. Sull'apertura poi infine dei ristoranti fino alle 22, Ricciardi non ha dubbi, in questa fase le riaperture non rappresentano la soluzione. La soluzione potrebbe arrivare dai vaccini, anzi i virologi su questo concordano, sicuramente sarà la soluzione, ma almeno in Calabria bisogna accelerare. Non a caso la Regione vuole coinvolgere i medici di base, su questo si è trovato l'intesa, vediamo. La campagna vaccinale in Calabria necessita di una robusta accelerazione per non rimanere indietro rispetto alle altre regioni del paese ed è per questo che la regione cerca di chiudere l'accordo con i medici di base che dovrebbero somministrare il vaccino agli ultraottantenni. La convenzione verrà stabilita sulla base delle cifre già decise in ambito nazionale e prevede il riconoscimento ai professionisti di 10 euro per ogni vaccino inoculato presso il proprio ambulatorio e 20 se somministrato a domicilio. Gli ottuagenari in Calabria sono all'incirca 130.000, mentre i medici di famiglia sono 1.650 ed è stato calcolato che ogni sanitario dovrebbe somministrare il vaccino in media a 78 pazienti. Insomma, si cercano soluzioni per vaccinare entro dicembre 2021 l'intera popolazione calabrese, che esclusi gli under 16 è di 1.600.000 abitanti. Nel computo complessivo sono inclusi anche gli under 55, ai quali però verrà somministrato il vaccino dell'AstraZeneca. I primi ad usufruirne saranno gli insegnanti e gli appartenenti alle forze dell'ordine. Per quanto riguarda invece i luoghi dove verrà somministrato il vaccino, figura per l'area del Cosentino anche l'ospedale militare da campo. Sul fronte dei contagi, in Italia i casi sono in aumento e oggi si sono contati altri 377 morti, resta l'allerta per le varianti. In Calabria c'è una lieve risalita dei positivi, oggi si contano 4 morti. Vediamo i numeri in questo servizio, una sintesi del bollettino regionale. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria sono 2.196, 239 i positivi al coronavirus, in particolare 34 a Cosenza, 30 a Catanzaro, 5 a Crotone, 29 a Vibo Valentia e 141 a Reggio Calabria. I ricoveri nella regione sono 261, 26 in terapia intensiva, 4 i decessi. Dunque, tamponi, vaccini, indice RT, ne abbiamo parlato con il professor Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia, che ai nostri microfoni dice: attenti alle varianti, per combattere la sfida è quella di vaccinarsi. Vediamo.
Indice R&T in calo in Italia, ma secondo il professor Caruso i dati non sono molto veritieri perché ci si basa non solo sui tamponi molecolari. Quello che oggi vediamo probabilmente è falsato dalla presenza di tamponi effettuati con la metodica della ricerca dell'antigene non molecolari, quindi meno sensibili, che danno tanti falsi negativi, quindi probabilmente l'R&T potrebbe essere rivisto un po' più in alto. Comunque la tendenza al momento è abbastanza stazionaria, ci lascia un po' tranquilli. Le varianti preoccupano e non poco, nonostante il numero di vaccinati nel paese aumenti di ora in ora, bisogna tenere comunque alta l'attenzione. Da un lato preoccupano perché sono più capaci di diffondere rapidamente tra i pazienti, c'è una maggiore capacità di entrare, di infettare più persone con bassa carica. Quindi questa facilità di infezione in qualche modo si riflette in un maggior numero di infetti e non sono dall'altra parte tanto patogeni come la variante, cioè come il virus originario che abbiamo imparato a conoscere nei mesi passati, per cui se da un lato c'è una minore patogenicità, cioè una minore aggressività, dall'altra però c'è una maggiore capacità di infettare, quindi più numeri, più potenziali malati per il sistema sanitario nazionale. Le varianti stanno emergendo un po' dappertutto, specialmente quella inglese. Se vogliamo bloccarla sul nascere bisogna vaccinare il più possibile in modo da fare un blocco alla diffusione di questi virus e impedir loro di infettare e continuare ad evolversi magari anche in maniera più preoccupante. Il monoclonale può essere un supporto importante? Può essere molto importante. Al momento è visto come un farmaco da somministrare per pazienti paucisintomatici, cioè non in gravi condizioni per evitarne il ricovero e quindi non dare peso alle strutture sanitarie nazionali. Però dal punto di vista mio personale lo vedrei molto più applicato ai soggetti fragili, specialmente quei soggetti che non possono fare immunità, che non sono in grado di rispondere bene ai vaccini, e quindi questa immunità passiva, cioè questo anticorpo già preformato, potrebbe proteggere questi pazienti particolarmente fragili dalle infezioni e quindi dalla malattia. E a proposito di monoclonali, proprio nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia che l'AIFA ha dato il via libera vista la situazione di emergenza. Altro nodo in questa pandemia, in questa emergenza, sono le scuole. C'è molto disorientamento tra gli operatori scolastici, tra le famiglie. C'è stata una nuova riunione in Regione. Fermare presenza nelle scuole per qualche settimana per abbassare i contagi è quanto emerso dall'incontro, chiaramente è stato un incontro in videoconferenza tra presidi, studenti, insegnanti e associazioni con il presidente facente funzioni Nino Spirli sulla situazione del mondo della scuola calabrese alla luce appunto della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19. Vediamo. La scuola sempre al centro del dibattito. Il presidente facente funzioni Spirli ha incontrato in videoconferenza dirigenti, docenti, genitori e studenti per parlare della riapertura e dei numeri del contagio che preoccupano e non poco alle nostre latitudini. Dei punti di vista dai quali partirò per ottimizzare questa ordinanza laddove ce ne sia la necessità. Molte richieste sono arrivate, molte richieste che potrebbero ottimizzare l'ordinanza stessa, ne studieremo la fondatezza, dopodiché andremo ad accontentare tutti i territori, tutte le categorie, perché il problema della scuola si è posto e si è posto proprio in un momento in cui siamo ad una svolta. La Calabria fino ad oggi è riuscita a contenere i numeri del contagio abbondantemente e non vedo per quale motivo dovremmo metterli a rischio proprio adesso. Un incontro improntato sull'ascolto democratico fra istituzioni e cittadini, alla presenza anche dell'assessore Savaglio, dove è stato ribadito il no alla didattica in presenza per il 100% degli studenti, e Spirli ha inoltre espresso l'intenzione di non mettere a rischio i calabresi proprio adesso, dopo tutti i sacrifici fatti in questi mesi. Ho dovuto anche registrare le lamentele di tanti genitori, ma anche degli alunni stessi, che si vedono negato
alcuni diritti che invece l'ordinanza garantisce, cioè noi abbiamo parlato di una capienza, di una capienza massima, una presenza massima del 50%, ma alcune scuole stanno insistendo sul 100% per alcune classi, le quinte, cioè gli ultimi anni e i primi anni, e questo non va bene, per cui se ancora c'è qualche dubbio probabilmente passeremo dal Consiglio all'ordine, perché se è quello che si richiede faremo quello. Sulla didattica a distanza per tutte le scuole, sentite Spirlì cosa dice. Non andremo a forzare la mano, però laddove i numeri mi dovessero chiedere proprio con il loro aumento di prendere una decisione forte, la decisione non mancherò di prenderla, su questo non c'è dubbio. C'è una buona notizia che riguarda l'Università della Calabria, perché ieri l'avevamo anticipata, apre un nuovo corso nell'anno accademico 2021-2022, un corso atteso che è quello della laurea magistrale in medicina e chirurgia delle tecnologie digitali. Vediamo. Tra i cubi dell'Università della Calabria si formeranno i medici del futuro, via libera dalla Regione al corso di laurea in medicina e chirurgia tecnologie digitali a partire dall'anno accademico 2021-2022. È un corso incardinato nella classe LM41, quella in medicina e chirurgia. Il laureato sarà un medico, un percorso di 6 anni. Quindi il laureato sarà un medico a tutti gli effetti che potrà esercitare la professione, però nell'arco degli studi acquisirà anche ulteriori competenze sulle tecnologie digitali, sull'intelligenza artificiale, che sono ormai strumenti diciamo importanti, fondamentali per il medico moderno. E questi studi, il possesso di queste competenze ulteriori saranno comprovate dal fatto che il laureato prende una seconda laurea in ingegneria bioinformatica. Quindi chi consegue questo percorso di 6 anni in medicina, grazie alla curvatura sulle nuove tecnologie, consegue anche una seconda laurea in ingegneria bioinformatica che attesta il possesso di queste ulteriori competenze. Anche in questo caso si procederà alla selezione per accedere al corso di studi? Essendo un corso di medicina a tutti gli effetti, l'accesso avverrà attraverso il concorso unico nazionale. I candidati potranno prescegliere la nostra sede e poi seguire questo percorso innovativo. Siamo alla cronaca, 30 anni di carcere, la pena confermata in appello per l'omicidio di Stefano Piperno avvenuto a Nicotera nel Vibonese il 19 giugno del 2018. Vediamo. Confermate in appello davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro le condanne inflitte in primo grado a carico di Ezio e Francesco Perfidio, imputati nel processo per l'uccisione di Stefano Piperno di 29 anni, avvenuta il 19 giugno del 2018 a Nicotera. Il giovane mediatore culturale venne ucciso a colpi di pistola e poi bruciato nella sua auto nelle campagne di Comerconi. Stamani la Corte ha inflitto, in linea con quanto aveva già fatto il GUP di Vibo al termine del processo in abbreviato, 30 anni di reclusione a Ezio Perfidio, ritenuto l'esecutore materiale del delitto, e 6 anni al padre Francesco, al quale invece sono stati contestati la distruzione del cadavere, reati in materia di droga e detenzione di armi. Secondo l'accusa sostenuta alla procura vibonese, il movente del delitto sarebbe da ricercare nelle pressanti richieste della vittima finalizzate ad ottenere dello stupefacente, pur avendo maturato debiti pregressi con gli aggressori. Il difensore dei 2 imputati aveva chiesto l'assoluzione per i propri assistiti. Parte civile, invece, i familiari della vittima, rappresentati al processo dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. Siamo a Cosenza, giro dimostrativo del bus elettrico. L'Amaco ci pensa, ma occorre il supporto della Regione. Costo complessivo 400.000 euro. Vediamo. È un innovativo autobus elettrico capace di un'autonomia di quasi 300 km, emissioni assolutamente nulle, e questo lo rende un mezzo ideale per i percorsi cittadini. È stato presentato a cura dell'amministrazione comunale di Cosenza come possibile nuovo ingresso nella flotta dell'Amaco, prodotto dall'azienda turca Karsan Europe e già in attività in diversi paesi europei.
La macchina è un 8 metri, si aggancia in questo tipo di fascia, è completamente elettrica. Dalla carica che noi andiamo a fare dalle 380 andiamo a caricare direttamente 5 batterie che sono collegate in parallelo. Montiamo delle batterie che sono naturalmente con il partner che è dalla BMW. Abbiamo aggiunto poi anche un ulteriore partner che sarebbe la Dana Spyker, ci dà un motore elettrico da 230 kW. Mezzi simili potrebbero essere usati largamente nelle aree urbane, magari per sostituire progetti che sembrano ormai irrealizzabili, e questo è l'auspicio che arriva dall'amministrazione comunale. Nel caso in cui non vada in porto la metro leggera che unisce Cosenza, Rende all'università, si possa con questi pensare di sostituirli pienamente e quindi dare un servizio che comunque accompagni una mobilità sostenibile che oggi è richiesta un pochino da tutto il mondo, quindi non avere problemi con metano, gas, gasolio. E il nostro auspicio è che l'Amaco possa anche, con il conforto della regione, acquistare un po' di questi mezzi e offrirli anche ai cittadini di Cosenza. L'utilizzo di ulteriori finanziamenti pubblici è indispensabile, visto che questo pullman ha un costo che parte dai 350.000 euro, ma ha anche una manutenzione ridotta e cambierebbe davvero il nostro modo di pensare al servizio di trasporto pubblico. All'Ocri adesso per parlare delle donne che lavorano nelle poste, perché sono la maggioranza, vediamo. La parità di genere è una priorità per Poste Italiane. La Calabria rappresenta in questo senso una voce autentica. Lo dimostrano del resto le cifre che fanno dire all'amministratore delegato Matteo Delfante quanto sia importante la continuazione di questo impegno. Ma dicevamo delle cifre, eccole. In Calabria sono 279 le donne con incarichi di responsabilità e 2.237 impegnate nei 616 uffici postali regionali. La provincia di Reggio dà in tal senso un considerevole apporto. Da Reggio all'Ocri a Palmi, sulle coste e nell'entroterra, le donne in servizio sono orgoglio dell'azienda. E proprio dalla provincia, da Palmi per l'esattezza a cui si riferiscono queste immagini, arriva un dato che è di notevole interesse. Su 20 risorse assegnate, 16 sono donne, compresa la giovane direttrice Rosaria Barberi. Palmi quindi è una fetta importante del successo ottenuto rispetto anche all'indice di riferimento mondiale sulla parità di genere. Orgoglio, successo, soddisfazione. Continuate così. E ora parliamo di un altro progetto, un progetto che riguarda la Valle dell'Esaro e si chiama non a caso Esaro Felice. Vediamo. Nasce Esaro Felice, un progetto ambizioso e visionario che guarda al turismo di nuova generazione legato a quella che può essere definita travel experience, un'esperienza di viaggio reale in un territorio ricco di risorse ambientali che abbraccia una vasta area geografica dal Pollino all'Appennino paolano, dal Tirreno allo Ionio, con una varietà culturale e di tradizioni ancora vive, con una cucina che ha nella dieta mediterranea la sua essenza. Questa è la Valle dell'Esaro e il significato del progetto sta proprio nel nome stesso, attraverso un gioco di parole e accenti. Ecco appunto Esaro Felice. C'è chi rimanda la propria felicità a momenti particolari e anche intimi della propria vita e c'è chi invece, come Antonio, Marica, Adriano, Leonardo e Ilario, che hanno deciso di condividerlo quel momento per amore della propria terra, delle proprie relazioni, delle proprie origini. Esaro Felice è un programma di proposte e idee per uno sviluppo sostenibile che dà l'opportunità di entrare pienamente in contatto con la realtà del luogo e attraverso la partecipazione diretta agli usi e alle abitudini dei territori visitati di fare un'esperienza di vita che arricchisce. Queste sono le specificità che Esaro Felice vuole mettere in rete ed essere facilitatore di occasioni di crescita, di sinergie da costruire e sviluppare. Questo progetto vuole essere uno strumento per rafforzare e valorizzare quanto di buono già esiste, investendo risorse ed energie in aree che sono potenzialmente un volano formidabile di crescita. Sport e itinerari naturalistici, cucina, cultura, archeologia, turismo esperienziale. L'intento è che il territorio intero della Valle dell'Esaro prenda reale coscienza delle potenzialità che questa area possiede, un'area che unisce sogni e passioni di donne e uomini che amano la propria terra e che lottano per restare.
Ora lo sport, la Serie B, domani alle 14 in campo le squadre calabresi. Dopo la chiusura del calciomercato, la sessione invernale, i lupi ospiteranno al Marulla la Spal, mentre la Regina di scena allo Stadio Adriatico con il Pescara. Vediamo. Il restyling del Cosenza non è ancora completo, o almeno non lo è in campo, con Bakogu e Crecco costretti ai box per diversi motivi e Trotta ancora non al meglio della condizione. Roberto Chiuzzi, per quanto riguarda gli elementi giunti nella sessione di mercato, potrà contare solo su Tremolada, Gerbo e l'ultimo arrivato, il greco Anzulas. Per la sfida con la Spal, dunque, considerate anche le indisponibilità di Sacco e Tiritiello, la formazione non dovrebbe discostarsi da quella che ha espugnato lo stadio di Chiavari. I lupi tornano al Marulla, dove invece non hanno ancora vinto, forti dell'entusiasmo generato dal successo in trasferta e con la ferma volontà di dare continuità al risultato e consistenza alla classifica. Mister Occhiuzzi lavora per amalgamare al meglio vecchi e nuovi, migliorare in concretezza nella fase offensiva, mantenendo intatto l'equilibrio che ha fatto del Cosenza una delle formazioni più solide del torneo. A me piace dire che noi siamo un brutto cliente per tutti. Questo è un messaggio che è sempre passato, ma adesso deve iniziare a passare domenica dopo domenica sempre di più, perché noi, oltre a quello che siamo come identità, voglio che ogni partita ci sia un qualcosa in più, e quel qualcosa in più lo possono mettere solo i ragazzi. Io li aiuto nella settimana davvero, per quello che dicevo prima, ad allenarli per far sì che ognuno stia a 3000, e voglio che insomma ogni domenica i ragazzi mettono quel qualcosa in più, e anche a me mi sorprendono sotto il punto di vista dell'intensità, della cattiveria, del coraggio soprattutto di attaccare alto, di affrontare le squadre a viso aperto, con equilibrio comunque, perché l'equilibrio è importante, però voglio questo Cosenza. Non sarà della partita Raul Asensio, lo spagnolo è come il rossoblu Crecco negativo al Covid, ma costretto all'isolamento perché è proveniente dalla bolla del Pescara. Sono tra le squadre che hanno cambiato di più Regina e Pescara. La sfida dell'Adriatico è un test importante tra due formazioni che vogliono risalire la classifica. Baroni potrà contare sulla disponibilità di Krisetig e di Di Chiara. Dobbiamo assolutamente pensare alle 3 partite, ma dobbiamo pensare di gara in gara, dare tutto quello che abbiamo, perché è l'unico modo di affrontare questi impegni senza risparmiare niente. Poi è chiaro che sicuramente i nuovi arrivi, anche se in questo momento è un gruppo eterogeneo, nel senso che molti non hanno giocato nelle loro squadre, magari vengono da, come qualcuno, un periodo di inattività, ma ci sarà modo e tempo, anche se deve essere veloce, di metterli dentro e di sfruttare al massimo le loro risorse e anche le loro energie. Ora, come di consueto, il nostro appuntamento con la borsa. Seduta contrastata per le borse europee, mentre New York prosegue il lieve rialzo. I dati sul mercato del lavoro americano hanno evidenziato non-farm payroll inferiori alle attese, confermando i parziali segnali di miglioramento del mercato del lavoro, ma in uno scenario ancora penalizzato dalla crisi sanitaria. Lo scorso mese l'economia americana ha creato 49.000 nuovi impieghi nel settore non agricolo, al di sotto dei 105.000 previsti dagli analisti, mentre la rilevazione di dicembre è stata rivista al ribasso da meno 140.000 a meno 227.000. Nel frattempo i mercati continuano a beneficiare del contesto caratterizzato da un rimbalzo degli utili societari e dalla politica monetaria accomodante da parte delle banche centrali. In Italia l'attenzione resta concentrata su Mario Draghi nella seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Così il FTSE MIB di Milano chiude a più 0,8%, bene anche il CAC 40 di Parigi e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9%, flat il DAX di Francoforte, mentre chiude in calo il FTSE 100 di Londra a meno 0,2%, positivi oltreoceano il Dow Jones e l'S&P 500 a più 0,4% e il Nasdaq a più 0,3%.
Intanto sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,203 e il dollaro yen è poco mosso a 105,4. Ancora in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1% a $59,6 e il VTI a più 1,5% a $57,1. Sull'obbligazionario il BTP Bund si contrae a 98 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,54%. Tornando a Piazza Affari, corrono le banche con acquisti in particolare su BPER a più 4,7% in scia ai conti e Campari a più 4,4%, Benintesa a più 2,6% dopo i risultati preliminari 2020. Il rialzo anche Atlantia a più 1,3% dopo i preconsuntivi 2020 e la proroga al 24 febbraio dei termini per l'offerta vincolante del consorzio di CDP per Aspi. Deboli invece le utilities, con Enel e Snam a meno 1,3% e Terna a meno 1%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo per il weekend. L'alta pressione presente sulla nostra regione garantirà ancora tempo stabile e molto mite sui versanti tirrenici e le aree montuose, con presenza però di foschie e banchi di nebbia lungo i versanti ionici. Domani cielo generalmente sereno, ad eccezione dei foschie dense e banchi di nebbia che insisteranno sui litorali ionici, Piana di Sibari, Valle del Crati, Marchesato Crotonese e settori orientali dell'Istmo di Catanzaro, con schiarite solo durante le ore diurne. Temperature ancora molto miti sui monti e sui versanti tirrenici, in particolare di Vibonese e Reggino, fresche invece sui versanti ionici. Domani mari inizialmente poco mossi, dal pomeriggio sera aumento del moto ondoso, con lo Ionio Crotonese e il Basso Tirreno che diverranno mossi, venti che dal pomeriggio si intensificheranno soffiando quasi ovunque da sud-est sul Tirreno e da sud sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.